Massaroni. Faremo un bel applauso a Massaroni. Posso dire una cosa? Primo non mi piace l'applauso, secondo devo tornare a casa e avere nostalgia perché è a casa sua, questi applausi qua mica. Come fare? Vi sarà pure un motivo per cui i Veneti sono meglio di Lombardi, no? Uno per questo. Ringraziamo invece i ragazzi che lavorano qua, le cucine, tutti i volontari, i militanti, perché noi siamo qua, arriviamo a fare la passerella, ma poi la gente che lavora da settimane, per cui grazie, veramente grazie di cuore. Do quasi finito. Cioè, mi metto sempre nei panni di una signora che parte da casa e dice adesso devo sentire cose che i gasti le visti del nuovo da dire, perché tutti in Veneto, no? Per me se non capivo il problema. Allora, innanzitutto noi abbiamo una necessità, avevo una necessità di iniziare con le scuse, perché come che si incazzare gli altri, possiamo di più gli altri, perché se seguiamo qualche cialtrone che ha rovinato 20-25 anni di lavoro in Lega, non scusate. Perché non c'è giustificazione al fatto che la fiducia del cittadino non va mai tradita. Però guardiamo avanti. E guardare avanti significa dare risposte e fare in modo che chi grazie stasera a bicicletta, a macchina o ognuno qua a piedi torni a casa con un'idea chiara. Noi altri siamo sempre quelli del prima. Pensiamo che il sud deve affamare il nord e con molto coraggio il segretario federale, Maroni, è che avevo dirlo chiaramente questa volta. Prima al nord per noi altri significa che se viene un posto di lavoro libero, prima vieni i nostri cittadini e dopo quindi il resto del mondo. Prima al nord, e lo abbiamo visto anche in questi mesi, significa che i nostri parlamentari, tutti i nostri amministratori, quando introduce qualcosa, pensa sempre all'azione che viene a casa sui nostri territori. E dopo, ovvio, io dico spesso, il primo nemico del nord è del nord, perché se la Lega avesse avuto il 51%, stasera si saliva da un'altra parte, è chiaro questo. Anche perché, se lo ricordiamo tutti quando 15 anni fa si faceva i manifesti contro il pericolo Cina, quanti premi Nobel che vedete non si capiva niente. Allora noi altri siamo ancora qui, perché i cinesi con le sue porcherie devono restare a casa e vogliamo che i prodotti che circolano sul nostro mercato siano quelli dei nostri artigiani e non quelli che circolano sul mercato. Quando si diceva 15-20 anni fa attenzione con gli immigrati, non stiamo nascondersi da geopolitismo. I migrati ci abbiamo qua, con le paraboliche, no? Che fanno vedere in televisione a tutte ore ballette e concorsi a premi. Uno cresce una capanna che la televisione che va in Italia, no? Ballette e concorsi a premi a tutte le ore. Che dicevano agli industriali, attenti, ma perché dopo non riusciamo più a gestire perché sarà un problema sociale. È vero che il 5% del prodotto interno lordo del Veneto dato ai lavoratori immigrati per bene che si sono integrati che hanno diritto di tutto il nostro rispetto. Tra l'altro è tanto vero che davanti a 160.000 disoccupati in questo momento noi dobbiamo dire che il posto di lavoro prima viene nei Veneti, punto. Non ha senso che una comunità che ha conosciuto due grandi
ondate migratorie fino all'Ottocento con l'America Latina e dopoguerra con le miniere, Marcinelli non arriva a Saluda dei morti, Uda da Veneti, Uda da Trevisani dei morti Marcinelli. E il Belgio, la Svizzera, la Francia e la nuova ondata in Argentina del dopoguerra. Non ha senso aver fatto tutto questo, per oggi sentirsi dire che non sono parole a casa nostra. E quello serve l'animo di un governatore. È sempre un'incazzatura costante, è presente nell'elettrocardiogramma, è sempre così. Perché non è possibile che questo governo di fronte a una scelta, e non serviva premi Nobel, la gara Maroni quando facciamo Fallimonti, non serviva un premio Nobel, di fronte a una scelta di un paese che è alla rovina, di fronte a una scelta del paese nel quale ormai, come diceva prima Tosi, la luce in fondo al tunnel del treno che deve indosso, di fronte a questo, due scelte: far pagare sempre il pantalone, quindi la gallina dell'uovo d'oro che c'è il nord, che è la scelta attuata, oppure dire una volta per tutte, cerchiamo di allocare responsabilità, come dice Roma, allocchiamo responsabilità. Cioè vuol dire che la siringa che costa 6 volte in più in qualche regione del sud rispetto al Veneto, la devono pagare 6 volte di meno. Semplice discorso. Questo è il federalismo. E questi sono i costi standard. E allora prima no, vuol dire che se tu hai la spazzatura in giro per i tuoi marciapiedi, te la pulisci, non ti diamo più soldi da fare. Prima no, cari signori, significa che noi vogliamo fare in modo, ed è una proposta che è stata presentata in queste ore, pensare che, dobbiamo dirlo senza timore, insomma, la Grecia sta all'Europa come la Sicilia sta all'Italia, ma dobbiamo dirlo in maniera molto chiara, noi non possiamo farci trascinare negli abissi da questi personaggi. Noi non possiamo accettare che il lavoro dei nostri veneti, della gente del nord, si trasformi in pagare il conto agli spreconi. E io ho fatto una proposta, qualcuno ha detto che è una proposta imbecille, sarà anche imbecille, però 1970 miliardi di euro di debito pubblico che costano all'Italia 80 miliardi all'anno di interessi sono comunque un problema per tutti noi, nonostante lo spread oggi sia andato a 350 punti. Sono un problema perché tutti noi lo stiamo pagando, anche quelli che sono convinti che non c'entra niente con il debito pubblico. Abbiamo 32.000 euro a testa a cranio da pagare, che ci piace o non ci piace. Allora a questo punto il Veneto dice, debito pubblico non l'abbiamo fatto noi. Chiaro che i Veneti non hanno mai fatto il debito pubblico. Ci sono 3 regioni in Italia che hanno un residuo fiscale attivo, cioè che pagano più tasse di quelle che tengono loro, ma una delle 3 è il Veneto. Se il debito pubblico l'abbiamo fatto noi, facciamo finta che non succede niente, dateci la nostra fettina di debito pubblico, noi abbiamo uno studio di 30 anni, ce lo paghiamo senza aumentare le tasse ai veneti, però poi voi andate fuori dalle palle, cavolo di mano. Allora, io penso, ieri c'è stata una giornata intera il presidente Napolitano qui in Veneto. E il messaggio allora qua ci sono 2 atteggiamenti. I giornali di sinistra domani scriveranno consenso dalla platea napolitana, quelli di destra contestazione. Dicevo, no, lo fischio. Dipende se lo fa chi lo scrive. Dicevo, la giornata napolitana, la comunicazione di ieri qual è stata? Napolitano dalla sveglia ai veneti alla politica. Allora, con tutto il rispetto che dobbiamo al capo dello Stato, perché è un cittadino dal diritto al rispetto, quando vi siete affisciati, arrivate sempre, perché sempre qui le bandierine,
Allora dicevo, seguite il ragionamento, la sveglia, ma noi, siccome ieri è stato il dibattito del Trentino Alto Adige, del Trento di Bolzano, beh guardate, noi della Lega, mi permetto di dirlo, non abbiamo nulla contro l'autonomia di Trento e Bolzano, perché noi non vogliamo far partire una guerra tra poveri, vogliamo la loro autonomia, che è molto diverso il discorso. Ma la vogliamo più perché capiamo l'imbarazzo di un bellunese che fa magari il ristoratore o l'albergatore, che guarda al di là del confine e vede il giardino dell'Even. Noi non possiamo continuare così. Abbiamo una necessità di dare risposte ai nostri cittadini. E abbiamo la Costituzione, no? Lo dice un rivista. La Costituzione è scritta da autentici federalisti. Nel 1948, quando hanno scritto la Costituzione, hanno scritto gli articoli per fare il federalismo e presentandola, pensate, in Audi, disse ad ognuno dovremmo dare la sua autonomia. Ma se dopo che date in mano la Costituzione a 4 centralisti che ce l'hanno massacrata nella gestione, questi sono i risultati. Allora qual è la vera partita? E poi chiudo. Noi in queste ore stiamo parlando di macro ragione. È una bella partita, l'articolo 132 della Costituzione. Dice che si possono fare aggregazioni, fusioni con le regioni, tra regioni. Noi, so che il segretario ci sta difendendo, noi non vogliamo la super Lombardia, che sia chiaro per tutti questo. I Veneti e Veneti. Lo dico perché è un progetto tutto leghista, quello della macro regione, di mettere insieme le regioni del nord, di fare in modo che quando si vota qualcosa più della metà dei cittadini del nord si facciano sentire a Roma. Non è il progetto che ci sta portando in giro per le piazze Formigoni, perché essere macro regione del nord vuol dire essere contro il sud, punto. Non c'è altro da aggiungere. Perché la vera sfida è quella di pensare che nei nostri territori la gente che si spacca la schiena deve avere la soddisfazione di avere rappresentanti delle istituzioni che portano a casa risultati. Io chiudo con 3 risultati del Veneto. Beh, innanzitutto vi abbiamo chiuso il bilancio nettivo della sanità, non era mai accaduto nella storia di questa regione. Siamo impegnati con i Veneti, non solo noi leghisti, con i Veneti a fare un'amministrazione virtuosa. Questa amministrazione, ringrazio Federico Canelli e lui e tutti i suoi consiglieri, abbiamo saputo approvare uno statuto che parla di popolo veneto, che introduce tutti i principi che noi da sempre sui quali abbiamo creduto. Abbiamo ridotto il numero dei consiglieri regionali, abbiamo eliminato i vitalizi per i consiglieri regionali e abbiamo anche, visto che si parla tanto di legge elettorale, il Veneto se l'è già data la sua legge elettorale. Tutti i rappresentanti del Veneto alla prossima elezione se li eleggono i Veneti, non li sceglie nessun altro. Questa è la nuova legge elettorale del Veneto. E infine do veramente chiuso, e mi scuso, la partita del blocco dei mandati. Io ho voluto e preteso che i consiglieri votassero il blocco dei mandati. È giusto che il Presidente faccia 2 mandati come il Sindaco, che lo facciano anche gli assessori e poi si cambia, perché la politica è anche il cambiamento. Lo dico perché quando l'ho chiesto ai consiglieri, a Federico, io ho detto innanzitutto che io dalla Lega ho avuto molto, io penso essere l'unico caso che ho trovato tutte le cariche, in maggioranza e anche in opposizione. Non sono mai stato parlamentare, ma resto fatto tutto. E dico anche che questa opportunità che ho avuto a pochi anni, e ringrazio Paolo Loppo che mi ha dato il modo di iniziare a fare l'assessore provinciale, di entrare in provincia, è un'opportunità che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi e non può il governatore del Veneto guardarli nelle palle degli occhi se sa che non ha fatto la cosa giusta che doveva fare. 2 mandati